Nella Marca ci sono 43 case di riposo, con una disponibilità complessiva di quasi 6.000 posti letto. Fino a 3 anni fa si contavano almeno 2.000 anziani in lista d'attesa che, passateci il termine, sgomitavano per riuscire ad entrare. Ora in lista d'attesa non c'è più nessuno ed anzi in alcune strutture si registrano addirittura posti vuoti. Si tratta di uno degli effetti della crisi economica e sociale, sul quale si è discusso a lungo nel corso dell'assemblea del sindacato pensionati della CGIL, con ben quasi 500 delegati provenienti da ogni angolo della provincia. Quando la famiglia è in difficoltà preferisce portarsi a casa il familiare. Portarsi a casa il familiare vuol dire alla fine poter offrire al familiare un'accoglienza e magari utilizzare anche la pensione del familiare per sostenere il reddito familiare. Troppo alte le rette e soprattutto troppe famiglie con reddito ridotto. Da qui la decisione di accudire a casa gli anziani che in altri momenti storici sarebbero stati collocati nelle case di riposo. Se i pensionati devono provvedere ad aiutare figli e nipoti e sono l'ultimo ammortizzatore e l'unico ammortizzatore sociale di una famiglia, è evidente che se ne devono far carico gli anziani, perché parliamo appunto di figli e nipoti. L'ennesimo dato che immortala una crisi senza precedenti, arginabile soltanto con risposte forti e riforme strutturali. Non a caso la CGIL ha chiesto a gran voce di tornare a disegnare una nuova geografia per la provincia di Treviso. Non è più tempo di tenere 95 comuni, bisogna fare le fusioni, i risparmi delle fusioni dei comuni, e sono tanti, li stimiamo attorno ai 15-20 milioni di euro, devono essere poi ridestinati a riqualificare il territorio e a fare strutture e infrastrutture che siano utili alla popolazione anziana.